La Sardegna ha una fortissima tradizione agropastorale. In quest'isola, tra le più grandi del Mediterraneo, vivono circa 1.700.000 persone e si allevano oltre 3 milioni di pecore. Alcuni pastori mungono ancora manualmente, vendono il latte e preparano piccole quantità di formaggio. La maggior parte invece si avvale di moderne mungitrici. Nella Sardegna centro-meridionale, sul versante orientale, si tramanda una storia antica. Essa racchiude i segreti di un formaggio pecorino custodito nell'argilla imbevuta di olio di lentisco. Non si ha notizia in altro luogo di tale attività, è sconosciuta anche ai sardi e poco nota anche agli stessi abitanti del Gerrei, la subregione della Sardegna, dove questa tradizione è esistita per centinaia d'anni. Il nostro racconto è ambientato su queste montagne, dove arroccato si trova il paese di Escalaplano e il suo territorio e questi sono i protagonisti. Rino, un pastore che dedica le sue giornate ad accudire le pecore. Vittorio è il responsabile di un gruppo folk composto da numerosi paesani, uomini, donne e tanti bambini, che scoprono e imparano la cultura della terra dove sono nati. Poi ci sono gli anziani, la memoria storica della comunità. I loro racconti e la buona volontà dei protagonisti di questo documentario hanno permesso di recuperare l'usanza di rivestire il formaggio con l'argilla e altre tradizioni gastronomiche straordinarie che prevedono l'utilizzo dell'olio di lentisco, un altro grande protagonista della nostra storia. Fino al secolo scorso, in questa parte dell'isola, non esistevano gli ulivi, ma solo gli olivastri. Di conseguenza, le provviste di olio per la vita quotidiana erano ricavate dal lentisco, un arbusto molto resistente che cresce rapidamente e in maniera abbondante in Sardegna. L'utilizzo del più economico olio di oliva aveva fatto cadere in disuso quello estratto dalle bacche del lentisco, che richiede lunghi procedimenti manuali. Da circa un decennio le cose sono cambiate. È stata ripristinata l'antica usanza di raccogliere i piccolissimi frutti del lentisco, di estrarre l'olio e utilizzarlo per cucinare e insaporire i cibi e in diversi altri modi. Le piante di lentisco sono presenti sia nell'entroterra che nelle coste della Sardegna. Sembrerebbe tuttavia che i frutti raccolti dalle piante costiere siano meno produttivi rispetto a quelli che crescono nei piccoli alberi lontani dal mare. Le piante del lentisco nella tarda primavera mostrano le timide infiorescenze. Durante l'estate i minuscoli frutti maturano e si colorano di rosso e alcuni mesi più tardi, in autunno, divengono molto scuri, pronti per essere raccolti. Gli uomini partecipano alla raccolta, ma solo le donne nei giorni successivi si radunano per ricavare l'olio dai frutti del lentisco. Se le fasi della raccolta sono lunghe, queste della pulitura sono lunghissime.
Prendere questa bolla però che noi siamo rigoso. Sì. È fondamentale rimuovere le piccole foglie e i rametti. In caso contrario l'olio risulterebbe molto amaro. Ta pazienza che ci vuole. Poco che costa a me, Questa attività, perpetuata per secoli, era stata ormai dimenticata, ma il desiderio di non perdere questa tradizione e di rivivere le gesta che compivano le loro nonne ha stimolato le donne del paese ad unirsi tutti gli anni e compiere questo lavoro. Le bacche rosse non rendono perché prive di olio e neppure alcune nere lo possiedono perché ancora non lo hanno prodotto. Quindi, durante il lavaggio, devono essere rimosse. Diverranno buon cibo per gli animali. Le bacche utili vengono ammorbidite nell'acqua in ebollizione, dove resteranno per circa mezz'ora. Questo le preparerà a cedere facilmente l'olio in esse contenuto. Già hai cotto questi. Già, ce la fai. Dopo tanto lavoro, i frutti sono pronti per essere spremuti, ma prima devono essere raccolti in piccoli sacchi di juta che durante la pigiatura tratterranno gli scarti e lasceranno fuoriuscire il prezioso olio. Il sacco viene adagiato su di un tronco di legno, scavato nel suo interno e inclinato di circa 45 gradi. Pressare a piedi nudi è molto faticoso. Come avveniva secoli fa, anche oggi, per calpestare e spremere le bacche, si utilizzano le fresche energie delle giovani donne. L'acqua calda che viene versata in questa fase facilita il distacco della parte oleosa e verrà separata dall'olio durante la spillatura. Dopo un lungo processo di filtraggio, ecco pronto quello che nel passato veniva chiamato olio dei poveri. L'olio di lentisco possiede proprietà straordinarie. Ancora oggi a Escalaplano è utilizzato per curare le infiammazioni degli animali. Che ammorbidisce ti fai bene. E ci ammorbidisce di mano pure. Il rimedio degli antichi pastori è utile anche per sanare i profondi tagli che i maschi si procurano lottando nel periodo dell'accoppiamento. L'olio, e in particolare questo di lentisco, impedisce che le mosche depongano le loro uova all'interno delle ferite aperte e causino la morte dell'animale. Commenti questo sendurli di pazienti. Quest'olio è nuovamente utilizzato in tempi moderni anche nella gastronomia, ma data la sua notevole acidità deve prima essere messo sul fuoco per alcuni minuti, con all'interno alcuni pezzi di pane morbido. Quando l'acidità è stata assorbita, il pane diviene dorato e l'olio è pronto per l'uso in cucina. In paese si preparano i malloreddus. Semola fine, acqua e sale sono i semplici ingredienti utilizzati per creare piccoli gnocchi chiamati localmente pizzas de attu. La pasta va in cottura e si prepara un buon sugo di pomodoro a base di olio di lentisco. Il gusto è ottimo e il sapore è leggero, se non si abbonda con il pecorino sardo. Anche i culurgiones, originari dell'Ogliastra e preparati in tutta la Sardegna, qui a Escalaplano contengono l'olio di lentisco. Farina e acqua salata compongono la pasta. Il ripieno invece comprende patate, pecorino in scaglie, menta, aglio e olio di lentisco.
Per tradizione vengono bolliti, ma sono gustosissimi anche cotti sulla brace oppure fritti nell'olio di lentisco, come avveniva nel passato. È anche utilizzato per insaporire la carne di cinghiale e le fette di pane abbrustolite. Quest'olio trasferisce il suo sapore anche nella cottura delle frittelle. L'impasto contiene farina, latte, menta, zafferano, scorza d'arancia, acquavite e patate. Questa è un'altra antica usanza gastronomica recuperata in questo territorio, caratteristica tutt'oggi unica in tutta la Sardegna, anche perché friggere con l'olio di lentisco è molto costoso, visto il lavoro manuale e i lunghi tempi richiesti per ottenerlo. Ma forse la tradizione più antica che oggi si sta cercando di custodire è quella dell'uso di questo pregiato olio di lentisco per la preparazione del formaggio nell'argilla, sucasu a sridda, come viene chiamato nella lingua sarda. Rino, insieme a suo padre e ad altri paesani, tutti gli anni prepara il formaggio e ne custodisce la bontà dentro uno strato d'argilla. Le greggi che pascolano in Sardegna si nutrono di prati e fogliame della macchia. Questo permette di ottenere un latte dal gusto straordinario. Un buon latte consente di ottenere un formaggio eccellente, soprattutto se fatto ancora con metodi artigianali. Non ti dire queste cose già in mano. Il territorio di Escalaplano è vario e gradevole, con i suoi corsi d'acqua e il canyon tra le montagne. Il paese si trova sull'altopiano e dalla sua posizione domina una vasta area dove abbonda non solo il lentisco, ma anche il mirto bianco, il mirto nero, i corbezzoli e numerose altre piante che liberano nell'aria un aroma inconfondibile. Poco lontano dal centro abitato, verso nord, si trova un'importante cava dove Rino recupera la terra per rivestire il suo formaggio. Questa semplice terra unisce la vita degli antichi pastori con quella dei pastori di oggi, determinati a salvare questa tradizione e a perpetuarla nella loro comunità. Che bella di aversi. Tanto Marco, grazie di tutto. Altra volta, Se Dio su che Dio vuole. Ciao. 2000 anni fa, lo scrittore Plinio il Vecchio raccontava del formaggio nell'argilla, di queste tecniche di conservazione, tuttavia scarsamente applicate nelle aree pastorali. Qui, in questo paesino della Sardegna, le cose sono andate diversamente. Forse la presenza di questa argilla, ottima per essere lavorata, l'abbondanza dell'olio di lentisco e altri fattori hanno contribuito ad attivare questa pratica non comune.
La preparazione dell'argilla è semplice, ma richiede un certo tempo. È necessario eliminare le impurità e attendere che la terra si addensi. Quando l'argilla è pronta per essere utilizzata, riceve una piccola quantità di olio di lentisco. Questa operazione è molto importante. L'olio contenuto nell'impasto impedirà che questo si spacchi quando sarà asciutto e che produca delle crepe con il passare del tempo. Per lo stesso motivo, una piccola quantità di olio viene spalmata sul formaggio prima di applicare l'argilla, ma è necessario essere precisi. Infatti, una scarsa quantità di olio non permetterebbe all'argilla di attecchire sulla forma e una quantità abbondante sortirebbe lo stesso effetto. Anche la consistenza dell'argilla potrebbe variare. Alcuni pastori preferiscono una pasta più liquida, anche se meno facile da applicare, altri invece utilizzano una pasta più densa. Quando il primo strato si è in parte asciugato, è necessario ripetere l'operazione. Questo permetterà di chiudere perfettamente l'intera forma e abbandonarla alla sua stagionatura. Mediamente si raggiunge uno spessore di 5 mm, tuttavia questo dipende dalla consistenza dell'argilla che utilizziamo. Due argille sono identiche, solamente il sistema di lavorazione è diverso. Una è impastata perché anticamente veniva estratta e veniva impastata e applicata al formaggio con l'argilla. L'altra invece è in polvere perché ai giorni d'oggi ci sono gli strumenti dove si può frantumare, macinare e rendere in polvere. E ci semplifica in questo modo anche la lavorazione. Dopo aver spalmato l'olio di lentisco, Vittorio procede all'applicazione dell'argilla in pasta. Questo è il metodo più antico. Le notizie ci portano al tempo prima della nascita di Cristo. L'esigenza era quella di conservare il formaggio affinché come alimento fosse disponibile tutto l'anno e non solo durante la stagione in cui le pecore producono il latte necessario. La giusta dose di olio è importante anche quando si utilizza l'argilla in polvere. L'olio di lentisco è fondamentale per ottenere la shrida di Escalaplano, un formaggio unico che grazie al rivestimento argilloso non deve essere rivoltato quotidianamente, ma sono sufficienti 2-3 spostamenti al mese. Inoltre, le forme trattate in questo modo non trasudano e trattengono i grassi all'interno e soprattutto sono protette dalle muffe e dagli acari, condizione che accresce la loro durata nel tempo. Raccogliere i frutti del lentisco e ricavarne l'olio, lavorare la terra per custodire il formaggio, sono gesta che appartengono nuovamente a questa comunità della Sardegna. Con orgoglio è riuscita a ripristinare una parte importante della cultura dei suoi antenati. L'obiettivo adesso è quello di trasmettere ai giovani i valori della loro terra, affinché possano apprezzarli e un domani essere grati ai loro padri per aver custodito queste antiche usanze prima che venissero dimenticate per sempre.